L'emergenza coronavirus ha modificato la quotidianità di tutti, compresa la normale amministrazione di un condominio. Le rigide misure adottate contro la diffusione del contagio, che vietano assembramenti e spostamenti, salvo poche eccezioni, rendono impossibile la convocazione al momento delle assemblee condominiali. Capire come si può affrontare la problematica della gestione nel momento in cui non è possibile fare assemblee condominiali, da marzo non si possono più fare. Però le spese condominiali devono essere pagate perché altrimenti i servizi non possono essere garantiti e ci sono parecchi che appunto dicono ma non avendo approvato il preventivo noi non paghiamo. Sono mancate indicazioni chiare, spiega il presidente Bertin. C'è stata solo una trasmissione che ricordo dopo la prima settimana che ha ribadito, guardate che le spese condominiali, i versamenti non sono interrotti, ma anche questo dovrebbe essere un po' l'indicazione. Ripeto, stiamo parlando di 14 milioni di cittadini che abitano nei condomini. E purtroppo, nonostante le varie richieste che sono state fatte, non c'è stata una risposta, un minimo di citazione anche nei PCM, nelle ordinanze. Alla luce di questo, ANACI, per prima in Italia, ha deciso di organizzare le assemblee condominiali virtuali utilizzando le piattaforme telematiche che permettono di mettere in contatto a distanza amministratori e proprietari. Il centro studi dell'associazione ha diffuso le linee guida, mentre nei giorni scorsi è stato anche depositato alla Camera dei Deputati un ordine del giorno che chiede di impegnare il governo a valutare l'opportunità di adottare interventi normativi per fronteggiare l'emergenza e favorire il regolare svolgimento dell'attività di gestione dei condomini.